domenica, 13ª domenica del tempo ordinario, amiche e amici. Siamo giunti al capitolo 5 del Vangelo di Marco. Domenica scorsa eravamo sulla barca. Siamo passati con l'episodio della tempesta che viene placata da Gesù, siamo passati all'altra riva del lago, in territorio pagano. Lì inizia il capitolo 5 e lì avviene l'incontro di Gesù con l'indemoniato di Gerasa, l'indemoniato geraseno. La liturgia non ci fa ascoltare questo brano, ma ci porta all'episodio successivo, che avviene dall'altra parte del lago, cioè rimontano sulle barche e tornano alla riva di partenza. Fanno degli attraversamenti in battello. Gesù, essendo passato di nuovo all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. Venne uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: la mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva. Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva attorno. Ora, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E poi il racconto continua e c'è questo incastro tra due episodi che hanno per protagonisti due donne, che hanno età diverse queste donne, ma c'è qualcosa che le accomuna. Per esempio le accomuna il male, la malattia, il male fisico, e il male non è mai soltanto fisico. Poi sono accomunate anche dal numero 12, perché la fanciulla, la figlia di questo capo della sinagoga, ha 12 anni, mentre la donna, che ha queste perdite di sangue e i medici le hanno dilapidato il patrimonio senza aiutarla da nessun punto di vista, questa donna ha perdite di sangue da 12 anni. Il numero 12 è sempre simbolico nella Bibbia, nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Cosa hanno in comune queste donne? Hanno in comune il fatto meraviglioso di entrare in contatto con il corpo di Gesù. E in questi primi capitoli del suo Vangelo, Marco ci racconta questo, ci annuncia questo, ci testimonia questo, cioè ci mette anche noi in contatto con il corpo di Gesù, perché il grande protagonista di questi primi capitoli del Vangelo di Marco è il corpo di Gesù, il corpo del Signore, ma anche tanti corpi di uomini indemoniati, posseduti dal male, e quindi corpi che sono in una condizione di alienazione totale, immersi nella violenza, si può dire, come il corpo dell'indemoniato, per esempio, no? Poi ci sono corpi di uomini e di donne che soffrono, come il lebbroso, come questa donna che ha le perdite di sangue, come questa ragazzina, ecco, che sembra addirittura già morta a causa della sua malattia. E qual è il filo conduttore di tutti questi racconti? È molto semplice. Il corpo di Gesù è terapeutico. Il corpo di Gesù produce effetti benefici, salvifici, liberatori. La domanda è: perché? Ma prima di rispondere a questa domanda vediamo anche cosa avviene. Allora, da una parte c'è questo incontro di Gesù con la donna, che vuole a tutti i costi toccare almeno le vesti di Gesù, e appena riesce a toccare le vesti e il corpo del Signore, lei ha questa sensazione. Il flusso di sangue si fermò e sentì nel suo corpo che era guarita dal male.
Quando entra nella casa di Gairo, Gesù cosa fa? Prese la mano della bambina, sentite che è tutto molto fisico, e le disse Talita cum, che significa fanciulla, io ti dico alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava, aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e, attenzione, colpo di scena finale, disse di darle da mangiare. La cosa più fisica, più concreta, più elementare che si possa fare. Bene, adesso rispondiamo alla domanda: perché il corpo di Gesù è terapeutico? Perché il corpo di Gesù può placare il mare in tempesta? Addirittura il corpo di Gesù è talmente sereno che lui può prendere sonno mentre il mare è in una condizione di grande agitazione. E Gesù è sulla barca, le onde si rovesciano, ma lui dorme e poi riesce con la sua voce a placare il mare. Perché il corpo di Gesù libera gli indemoniati? Perché questo corpo ridona a queste donne la forza, la salute, la pace? Perché? La parola chiave la dice proprio a Gairo. Quando gli dicono che sua figlia è morta, lui dice: non temere, soltanto abbi fede. In questi capitoli Marco sottolinea continuamente la parola fede. Gesù ha un corpo che è impregnato di fede, è l'amore del Padre che rende quel corpo terapeutico. Buona domenica.